Sindaco, allora 1.200.000 euro e immaginiamo che siano tutte multe legittime fino a prova contraria. Arsiè, insomma, è un piccolo comune a 2.000 abitanti. Cioè, adesso che fa? La fa diventare Las Vegas con 1,2 milioni. Rosario Trefiletti, ben trovato, Sì, perché adesso ci andiamo a prendere in questi ultimi 20 minuti, invece cambiamo completamente, perché parliamo di autovelox. Allora, c'è un caso che è paradigmatico, insomma, ormai lo conoscete. Siamo ad Arsiè, che è un comune di 2.000 abitanti vicino a Belluno, che ha piazzato il suo autovelox lungo la statale. E cosa è successo? E allora noi ce ne andiamo esattamente lì con Veronica Gatto che ci racconta. Eccola Veronica, ben trovata, raccontaci. Ciao Roberto, buongiorno. Esatto, guarda, io mi trovo proprio sulla statale 50 bis del Grappa. Ecco, aiutami Giacomo, facciamola vedere. Qui siamo in provincia di Belluno, qui vicino c'è proprio l'ingresso del comune di Arsiè e ora ti facciamo vedere l'autovelox incriminato. Eccolo qua. Allora, come dicevi tu, il comune nel 2022 ha incassato ben 1.200.000 euro con le multe che sono state effettuate da questo autovelox, naturalmente dagli automobilisti. Una miniera d'oro, esatto, veramente eccessivo, no? Come ricavo, come incasso. Ma che cosa è successo? Il sindaco sicuramente ha iniziato a effettuare dei lavori per il mantenimento del manto stradale, ma anche altri lavori con parte di questo incasso. Ma ci sono state tante polemiche, soprattutto da parte di alcune associazioni dei consumatori. Allora noi abbiamo intercettato il presidente di una di queste associazioni dei consumatori, Migliore Tutela, e abbiamo raccolto la sua testimonianza in questa clip realizzata per noi da Giuseppe De Masi. Sentiamo. Sono il presidente di Migliore Tutela Belluno, un'associazione dei consumatori che si occupa principalmente di problematiche di sicurezza stradale. Non siamo contro gli autovelox, anzi per noi sono uno strumento molto utile se usato per la sicurezza stradale e non per fare cassa. L'autovelox di Arsiè, un piccolo paesello del comune della provincia di Belluno, 2.000 abitanti, messo in curva, privo della segnaletica, quantomeno fuorviante, nascosto da altri pali, è il tipico esempio di un autovelox che viene fatto per fare cassa, che porta 1.200.000 euro in un anno, e se invece fosse stato installato 300 metri dopo in rettilineo e dove avrebbe veramente espletato i propri compiti di sicurezza stradale, forse ne avrebbe portati in cassa meno. Ecco Veronica. Eh sì Roberto, allora ci ha raggiunto proprio il sindaco di Arsiè, buongiorno, grazie per essere qui con noi, Luca Strapazzon. Cosa risponde a quello che ha sentito adesso nella clip dell'associazione il presidente? Intanto buongiorno a voi e grazie dell'invito che ho accettato con molto piacere, perché dal mio punto di vista la comunicazione e le critiche, anche se sono costruttive, sono ben accette per migliorare. Allora il nostro intento è stato quello non di fare l'autovelox per fare cassa, però come vedete siamo su una strada con delle uscite e degli ingressi nel nostro comune che rischiano la pericolosità per gli automobilisti, oltre che ci sono degli automobilisti che purtroppo abbiamo registrato nello scorso anno, che ad oggi non ci sono più grazie anche all'autovelox, che superava anche i 160 all'ora. Grazie a questo autovelox dall'anno scorso a quest'anno abbiamo avuto una diminuzione di introiti, cioè di multe, questo qua grazie anche alla presenza di questo autovelox che ci ha permesso di rendere migliore. Sì, però sindaco, allora, il presidente di questa associazione dice che non è ben segnalato. Allora, dal nostro punto di vista era ben segnalato quando abbiamo fatto tutte le domande. Il Presidente parla di quelle cartelli direzionali che dal nostro punto di vista, venendo da Bassano, erano visibili lo stesso perché c'era il cartello. No, ma noi abbiamo accettato... Anche perché se qualcuno accerta che non erano visibili facendo ricorso, quelle multe sono nulle, insomma, lo sappiamo tutti. Guardi, prego Sindaco. Sì, infatti i ricorsi noi non sono stati fatti nel senso per la non visibilità, però abbiamo lo stesso preso l'invito dell'associazione e come vedete penso che sia l'unico
l'unico autovelox dove ci sono 4 cartelli che segnalano. Allora, questo guardi, qui, ripeto, c'è in studio con noi Rosario Trefiletti, che è presidente, lei conosce ovviamente, presidente del Centro Consumatori Italia. Che diciamo al sindaco Trefiletti? Ma allora, innanzitutto devo fare un'aggiunta. Combinazioni nel Veneto ne stanno succedendo, perché altrettanto ne abbiamo 30.000 a Cogane vicino a Padova. Non sono le stesse modalità, ma più o meno la stessa questione. Allora, io quando sento queste cose, guardate, ovviamente mi indigno, perché poi i cittadini, quelli vessati ovviamente, quelli che non sono portati a conoscenza e via dicendo, naturalmente hanno un carico economico, ma non è questo che mi indigna di più. Certo, quello lo dobbiamo fare scomparire, dobbiamo fare saltare le multe che sono state date in maniera assolutamente anomala. Il problema è che non c'è l'informazione ai cittadini sufficiente. Sembra che i sindaci, rispetto a queste questioni, no, trattino un po' i cittadini un po' così, nel senso che noi abbiamo un'esigenza della sicurezza, che è giusto, ci mancherebbe altro. Sì. Figuri se io sono contro l'autovelo che modifichi gli atteggiamenti degli automobilisti rispetto alla velocità, che è una cosa molto importante. Ma quando si arriva a fare veramente delle operazioni in cui non c'è una segnalazione adeguata, non c'è l'informativa, ma santa pazienza ai vostri cittadini del comune, ma non ci vuole nulla, non solo segnalare. Ovvio che bisogna farlo perché la legge lo impone, la legge lo impone, ma anche attraverso le comunicazioni sociali che avete nella vostra cittadinanza, informate i cittadini, perché altrimenti addirittura sembra che una strada che tutti pensavano non fosse più del comune, poi invece ricade sulla competenza comunale, viene messo l'autovelox, lì scatta, perché se è comunale scatta i 50 km all'ora, ecco che molti non lo sanno, fanno il 55, 60, 70 all'ora e vengono multati. Migliaia di multe anche in un paese vicino. Sindaco. Sì, grazie. Allora, condivido quello che ha detto il Presidente. Infatti noi come amministrazione, come sindaco, appena messo l'autovelox abbiamo cercato di pubblicizzare il più possibile il nostro autovelox, perché il mio intento, il nostro intento non è quello di fare cassa, ma di difendere i nostri cittadini e i nostri automobilisti che vengono nel nostro comune. Appena messo abbiamo fatto all'albo pretorio tutte le comunicazioni e non mi sono neanche risparmiato sulla stampa di avvisare anche tramite stampa che in questa strada c'era un autovelox e cercare di rispettare i limiti di 90 all'ora. Allora condivido tutto quello che ha detto prima il Presidente e penso di averlo fatto. Ma vorrei aggiungere una cosa molto rapidamente, perché questa è una cosa che riguarda la generalità della problematica. Non bisognerebbe vietare, e lei sindaco, che giustamente nei suoi bilanci consuntivi è obbligato a mettere tutti gli introiti. Non mettete più nei bilanci preventivi la voce entrata multe. Non si fa, si dovrebbe addirittura vietare, perché scatta un meccanismo che strano non è, che a volte chi poi è responsabilizzato a fare le multe e che altro, vedendo che nel bilancio preventivo c'è una certa cifra, è incentivato a far vedere al sindaco quanto sono bravo, vi ho fatto arrivare sindaco. Non bisogna mettere nei bilanci preventivi l'entrata dei sindaco, che dice? Allora, quella voce lì sì, è per legge che dobbiamo metterla, nel senso, anche perché noi l'anno scorso abbiamo preso questo 1.200.000 che non me l'aspettavo veramente. Quest'anno l'abbiamo messo, ma sicuramente sarà meno dell'anno scorso e ne sono contento perché l'autovelox sta facendo il suo lavoro, cioè diminuire le velocità e anche gli introiti automaticamente. Ma se domani dovesse esserci 0 euro, se dovesse esserci 0 euro di introito dell'autovelox, il primo a essere contento è il sottoscritto. Però sindaco, allora
Allora, 1.200.000 euro e immaginiamo che siano tutte multe legittime fino a prova contraria. Arcé, insomma, è un piccolo comune a 2.000 abitanti. Cioè, adesso che fa? La fa diventare Las Vegas con 1.2 milioni? Allora, fortunatamente il nostro comune, grazie anche al lavoro di noi amministratori e anche degli uffici che ringrazio, siamo riusciti a prendere già dei contributi per migliorare e per mettere in sicurezza le nostre strade, i nostri edifici, perché la priorità mia e del mio comune è quello di rendere il nostro comune più sicuro a chi ci abita e chi ci viene a visitare. Con i soldi dell'Autovelox sono tutti soldi in più che noi come amministrazione abbiamo deciso da mettere, che siano pochi o che siano tanti, da mettere il 100% per la sicurezza stradale e per evitare che ci siano incidenti su delle nostre strade. Se dal prossimo anno non ci saranno più, così come che speriamo, nel senso, perché vuol dire che i nostri automobilisti diventeranno educati, noi troveremo dei contributi regionali, statali, come abbiamo sempre fatto. Però Sindaco, allora 1.200.000 euro e immaginiamo che siano tutte multe legittime fino a prova contraria. Arcé, insomma, è un piccolo comune a 2.000 abitanti. Cioè, adesso che fa? La fa diventare Las Vegas con 1.2 milioni?